Buonasera, torniamo a parlare di economia e legalità. Con noi in studio ospiti e abbiamo anche il pubblico, imprenditori con noi. Costalunga, le ho dato il microfono, c'è una volontà politica di risolvere il problema? No. I politici non vogliono risolvere il problema, io l'ho detto in altre trasmissioni. Tenga il microfono vicino alla bocca e non si arrabbi però, prego, no. Mi dica. L'evasione c'è, ma poco ma sicuro, ma da dove parte? Parte sempre dal privato. Che viene a casa mia l'idraulico, il latoniere, l'elettricista. Se mi chiede 150 euro con fattura e 100 senza, io accetto i 100 perché i 50 non ho la possibilità di detrarli dalle tasse. O danno la possibilità di avere o incassi per 100 o uscite per 95, pago le tasse sulla differenza dei 5. Qua invece non ti danno l'opportunità di scaricare niente, per cui la gente è portata a cercare eventualmente di non pagare più le fatture. Portino l'IVA al 50%, fra un anno, 2 anni non ci sarà più una fattura in giro per l'Italia. Lo sanno benissimo, perché se non sanno sono degli emeriti imbecilli. Assessore. No, ma io condivido assolutamente. Io credo che la forma principale per combattere l'evasione dovrebbe essere quella, così come fanno negli Stati Uniti, esattamente, di detrarre tutto, cioè tutto ciò che è consumo deve essere anche oggetto di detrazione. E quando ti beccano però ti fanno male, te ne fanno tanta se ti beccano che ti sei comportato scorrettamente. Certo che oggi un imprenditore arriva ad avere una tassazione diretta e indiretta che supera il 70% e quindi è ingestibile. E dall'altra parte vede magari una zona completa di illegalità. Io e il presidente Zilio siamo andati a Natale al China Market a fare un giro, non siamo andati io e lui a acquistare perché magari ci riconoscevano, ci avrebbero fatto, si sarebbero comportati bene. E invece siamo andati a vedere quello che stavano facendo. Carte, cioè la fattura o lo scontrino non esisteva, abbiamo visto entrare macchinoni che noi non possiamo, che io non posso permettermi, arrivare guidate da persone cinesi, e tutto questo in un momento di difficoltà e di crisi per un imprenditore che fa fatica a chiudere i conti e magari si trova anche i controlli, perché è più facile andare a controllare chi esiste che non andare a fare una ricerca dove non esiste. Lì abbiamo anche avuto zone di tolleranza piuttosto importanti, anche da certe amministrazioni, perché per arrivare dall'evasione a questi ingrossi organizzati legatissimi alla malavita ormai è dimostrato, ma poi c'è stato un ampio spazio di tolleranza legata, io penso a tutto l'abusivismo che vediamo insomma, circolare tranquillamente nelle nostre città. Venezia, e io la frequento per lavoro, ci sono più abusivi che ormai negozi in regola, immagino e vedo, no? Arrivano, sono organizzati, addirittura si fischiano tra di loro, i moretti tirano su tutto e scappano e non puoi fare niente. Questo non è più accettabile, ma non è più accettabile perché se l'abbiamo accettato perché le cose andavano bene, oggi che c'è crisi pesante, anche quelli che giravano il viso dall'altra parte adesso non la tollerano più. Assessore Grigoletto, è la sua Padova, un fenomeno padovano, però un interporto, una realtà europea per dimensione, per capienza, per volumi, appunto come... Crisi economica o contraffazione o interporto? Perché stiamo parlando di Cina e stiamo parlando di economia a Padova. L'interporto è la sede di questo centro ingrosso Cina, la zona industriale. La ZIP allora, non l'interporto, perché sono due cose diverse. Certo. Centro ingrosso Cina, voglio dire, non so come mai sia ancora aperto, cioè mi è sconosciuto il fatto di come sia ancora aperto. Questa è una domanda che faccio direttamente. Penso che abbiano fatto qualsiasi tipo di reato all'interno della contraffazione, evasione IVA, evasione contributiva, sfruttamento lavoro nero, penso che siano abbastanza complete. La precedente amministrazione ha fatto anche una bella variante che gli hanno dato anche la possibilità di fare il dettaglio di 50 metri quadri solamente per il tessile. Questo non è vero, non è che continui a dire cose che non sono vere. Scusi Zilio, non ho mai interrotto. Questo non è vero. C'è stata una variante in zona industriale che non c'entra niente il settore tessile si è stato, adesso stiamo tornando indietro come amministrazione, che ma non quando c'entra va niente in con i zona cinesi. industriale
Se continui a interrompere e poi ti interrompo io, Ma cioè, non importa, scusa, ti ognuno dici dice una la cosa sua. sbagliata, una cosa C'è sbagliata. stata una variante nella precedente amministrazione, se vuole le do la delibera di consiglio comunale, chiaro, perché un'amministrazione parla per atti, non per conferenze stampa. Bene. In cui nella zona industriale c'è stata la possibilità di fare una variante per vendere al dettaglio, solo per il tessile, merce entro 50 metri quadri. Nella zona industriale si poteva solo vendere l'ingrosso. Quindi hanno dato una possibilità più. Adesso stiamo chiaramente tornando indietro su questo ambito qua, perché poi il dettaglio, voglio dire, vai a fare tra l'altro una variante d'uso sulla zona produttiva della città, dove ci sono stati degli espropri di terreni di contadini finalizzati a quello. Se poi faccio una variante è come se venissi a togliere il giardino di casa per fare i passanti di Mestre e poi faccio un condominio, lei cosa mi direbbe? Bene, quello si chiamano varianti, d'accordo? Bene, al commercio. Chiaro, perché ho fatto il consigliere, penso abbastanza bene quando ero all'opposizione, sono anche intervenuto. Poi uno la può pensare che sia giusto, che sia sbagliato, ma questo qua è fatto, è scritto così. Quindi è stata data una possibilità in più al centro ingrosso Cine della precedente amministrazione, tra l'altro, perché dopo vai a misurare se sono 55, 56, c'è il ricorso 74 e poi finisce tutto chiaramente nelle varie commissioni e nelle varie cose. Una cosa però è l'evasione, un'altra cosa è l'elusione, un'altra cosa è la contraffazione, perché l'ultima penso che non sia nemmeno catalogabile nelle attività dove si può fare evasione. Io non credo che un comprare in centro che eventualmente cosa fa abbia la partita IVA. Credo di no. Cioè No, per evadere, diciamo di scusi, no, per evadere perché bisogna dichiarare meno con un aspetto legale ben preciso, è stata l'iscrizione alla Camera di Commercio, aperitivo, eccetera, si dichiara meno di quello che si è incassato. certo, Giusto? assolutamente. Ma criminalità organizzata non è che dichiara meno, non dichiara. Ma il Quando uno ragionamento, mi perdoni, Dica. il ragionamento qual è? Il punto è che qua non viene rispettata la legalità, ci sono delle leggi che non vengono rispettate, di conseguenza non vengono pagate le tasse. Secondo me Oppure, oggi per la contraffazione ci sono, diciamo, delle leggi un po' deboli. C'è il 473 del codice penale, il 474, qua il colonnello mi può correggere, si va fino a 2 anni di reclusione, da 0 a 2 anni, o da 0 a 3 anni per il 474 con 2.600 euro di sanzioni amministrative. la Questa è la normativa è legge. sufficiente per combattere Questa è la quindi il legge problema. che c'è oggi in Italia per la punibilità della contraffazione, la prima, o quando uno vende merce contraffatta sul suolo dello Stato. Queste qua sono le 2 iter. Diciamo che la normativa a parere tecnico è anche sufficiente, nel senso che a volte si fa un po' di confusione, e questo credo il Presidente Zilio ha una lunga esperienza, tra sicurezza dei prodotti e contraffazione. La contraffazione negli ultimi anni è stata fortemente perseguita dal legislatore con sanzioni anche importanti, dall'associazione al delinquere alla confisca per equivalente, quindi addirittura ci sono gli agenti sotto copertura che possono fare da agenti provocatori nell'attività di contraffazione. C'è un contrasto molto forte come nel traffico di sostanze stupefacenti, proprio perché tocca il Made in Italy, che è il nostro oro e il nostro petrolio, in maniera forte. Quindi il legislatore ha reagito con strumenti che riteniamo assolutamente adeguati. Il discorso invece è la sicurezza prodotti, non contraffazione quindi di un marchio, ma contenuto di sostanze tossiche, come è stata l'ultima operazione di fine dicembre, in realtà quasi sempre è una sanzione amministrativa, a meno che, come nell'operazione supportata dalla Camera di Commercio di Padova, non dimostriamo la presenza appunto di sostanze tossiche nocive per la salute umana, allora si cade in un reato, quindi con conseguenza di tipo penale, dove effettivamente c'è una sanzione penale fino a 2 anni, che è sicuramente. Però mi permetto di suggerire, di dare uno spunto di riflessione, in realtà poi è sempre il mercato quello che determina la presenza o meno di determinati prodotti. È sempre una questione di domanda e di offerta. Se ci limitiamo all'aspetto poliziesco di contrasto, è un aspetto estremamente difficile, cioè ci porterà sicuramente a una vittoria perché lo Stato vince, lo Stato non può mai perdere, però chiederà a lungo tempo. Invece è un problema culturale che va affrontato. Finché ci sarà domanda, ci sarà offerta, come nelle sostanze stupefacenti, come mi permetto di dire la prostituzione, come tutti i fenomeni di mercato, finché c'è una domanda, ci sarà un'offerta. Nel momento in cui non avremo più presenza
i commercianti, mi permetto di dire, Presidente, anche italiani che si recano al centro di Monofocino io su questo ad acquistare, anche perché ricordiamo che la proprietà comunque del terreno è una proprietà. Tra l'altro, lei sa che su questo sono una porta aperta, perché perciò mi sono permesso. d'altra parte la mia attività Mi sono da permesso sempre è proprio perché so di trovare un interlocutore produzione più di che alimenti, valido. distribuzione all'ingrosso, e la concorrenza che questi signori fanno alle attività per bene, che ci sono al centro grossisti di Padova, è totale, perché quelli, lei conosce bene, l'ingrosso regolare sta perdendo il 50-60% di fatturato da quando sono arrivati questi signori. Quindi mi permetto di dire, ma caro Grigoletto, assessore, lei si fa la domanda e dice: mi chiedo come mai sono ancora aperti. Certo. Volevo ricordarti che non sei più all'opposizione, fa qualcosa e chiudi tutto, perché l'amministrazione comunale può intervenire. No, può intervenire quando uno vende al dettaglio, però gli resta la concessione all'ingrosso. Ci sono altre questioni, non c'è solo la revoca delle licenze passa attraverso la procura, anche se il comune può incidere, e stiamo facendo molto più di prima, scusi Fernando Zilio, molto più di prima, perché i V comprai centro sono rimasti un po' pochi. Voi siete sempre in campagna elettorale, io non sono, non faccio politica, non sono in campagna elettorale, guardo i fatti. Allora, scusa, prima, dopo non mi interessa, prima e dopo per quanto mi riguarda non è cambiato niente, perché siamo ancora là, che continuiamo a combattere tutti i giorni quei soliti problemi. Ai cinesi è stato un errore, voglio dire. Ma il dettaglio adesso non vendono al dettaglio, i cinesi hanno aperto forse al dettaglio, non hanno aperto niente al direi che non hanno aperto al dettaglio. Oggi cosa possono fare dentro? Continuano come prima. Allora i cinesi non possono cosa si avere, può fare? Perché chi guarda da casa vuole risposte concrete. Allora, appunto, se mi permette risolvere? che le spiego i 50 metri cosa sono. I 50 metri sono stati chiesti da alcuni grossisti del centro grossisti, da alcuni, perché su 36 ne hanno chiesto in 4, e non ho problemi a dirlo pubblicamente, compreso con la Guardia di Finanza. È cambiata una normativa in Italia che i grossisti non possono più vendere. Quando supera una vendita di 3.000 euro prima, dopo 1.000 euro, siccome i grossisti padovani, quando hanno qualcuno che viene a comprare magari dalla Croazia, dalla Slovenia, da fuori, vengono con i contanti e devi dirgli: non ti posso dare la merce. È un dramma. Solo con perché non puoi accettare un pagamento in contanti? Perché non puoi accettare il pagamento in contante. Quindi la trattativa col comune aveva questo significato. Allora cosa è nato? Peccato che Grigoletto continua a non volerlo capire e fa una questione politica. È nato che allora dice il comune: ti do una possibilità, una licenza a servizio di 50 metri, però quando hai un immobile che supera i 1.000 metri. Esatto. I cinesi non hanno immobili che superano i 1.000 metri, perché hanno tutti i box da 60, 80, non potevano mai avere la licenza. Mai avere la licenza, perché sono inferiori ai 1.000 metri. Si sono giocati, Grigoletto, una partita politica, è un'altra partita, ma tecnicamente era a servizio, perché i grossisti, potendo avere questa licenza, potevano servire tutti quei che venivano da fuori con i contanti e li facevano 4 scontrini. Quindi noi abbiamo penalizzato un'altra volta con questa politica i commercianti per bene, che lavorano, che fanno fattura, che vogliono lavorare, che sono anni che... E non abbiamo penalizzato, continuiamo a penalizzare chi in qualche modo, mi spiego, perché infine sa quanti l'hanno chiesto al centro grossisti questa cosa? 4. Perché gli altri hanno scoperto che erano sotto i 1.000 metri. La variante l'ha fatta per tutta la ZIP, scusi, non è che la puoi fare per 4. La ZIP, tra l'altro, la ZIP, in più sicuramente i commercianti che vendono abbigliamento può vendere tutti al dettaglio, ma poi la chicca la do all'assessore, che qualsiasi può vendere al dettaglio, forse l'assessore non lo sa, perché basta che uno venda, se lei va da un grossista e gli fa la fattura, lei può acquistare, perché queste sono le regole, quindi sono tutti problemi di lana caprina, politici, non seri questi. Perché uno va da un grossista e gli fa la fattura, va anche un privato, quindi dov'è il problema? Con la partita IVA. No, basta il codice fiscale, bisogna saperle queste cose. Con il codice fiscale uno acquista e gli fa la fattura. Comandante? Quindi poi serve un problema di dichiarazione. No, è così. Poi dopo c'è il problema di dichiarazione. Uno può contestarglielo, ma è una partita a parte. Lui è in regola, fa la fattura, li fa col codice fiscale ed è a posto. Quindi mi piacerebbe che quando parliamo andiamo sugli argomenti seri, che prima di tutto sono gli interessi di chi magari da 100 anni, 50, 60
come dice, lavora nel territorio. La politica faccia un po' più attenzione quando passa sopra. La politica passa attraverso le normative e ho detto atti che fa la pubblica amministrazione, in questo caso il comune attraverso il consiglio comunale. Non è propaganda politica, è un atto, punto, fine. Sicuramente tanti commercianti che vendono nel dettaglio abbigliamento non erano molto contenti di quella normativa quando il proprio grossista può vendere al dettaglio in zona industriale, chiaramente in un ambiente dove spendono sicuramente meno di affitto, dove ci sono i parcheggi. I milioni di euro che si vendono. È lo stesso meccanismo per cui qualcuno si oppone a grosse strutture di vendita e dopo ti fa le varianti. Sono contenti i commercianti del centro con tutti quei milioni di euro che si vendono in nero all'ingrosso? Ve lo siete posto questo problema? Certo. Ve lo volete porre prima o dopo? O il problema è centro ingrosso regolare? Però l'evolufa Brasilia Gregoetta è importantissimo. Ce lo stiamo già ponendo. Posso chiedere a degli esperti qua, perché contro la contraffazione, contro soprattutto la contraffazione di prodotti quando c'è anche pericolosità di quei beni, l'illegalità, eccetera, c'è un problema, vorrei capire dagli esperti. L'Italia, mi pare di aver letto dei dati statistici ufficiali, che ha, di fronte all'Europa che ha circa 1.000 miliardi di evasione e elusione fiscale, l'Italia ne ha 180 miliardi all'anno, dati anche ultimi. Si classifica fra il primo paese in Europa e fra i primi a livello mondiale. È dovuto al fatto che c'è questa contraffazione? È dovuto al fatto che ci sono i Vucumpra, eccetera? È dovuto al fatto che non si fanno gli scontrini degli artigiani? Perché poi quando si leggono i dati si vede che per esempio nel 2012, 11 e 12, chi è che ha pagato, per esempio Monte Paschi di Siena ha pagato 260 milioni su una cartella di 1 miliardo e 80 milioni. Bosch doveva pagare 1 miliardo e mezzo, ne ha pattuito 260. Unicredit 205, Banca Intesa, scusate, 250, Banca Popolare 186. Elusione si chiama questa? Sì. Elusione ancora? Senti, infatti questi lo Stato ha incassato da questi perché ha fatto un patto, voglio dire, mi pare, ma da inesperto, scusatemi, che forse bisognerebbe concentrarsi sui grandi evasori più che rompere le balle ai quelli che evadono, sappiamo dappertutto il mondo che evadono. Non c'è un problema. Però se rompessimo un po' di più le scatole ai grandi evasori e certo, le contraffazioni, i cinesi, giusto, leggi severe. Però vuol dire quella è illegalità. Ma voglio dire, in 180 miliardi all'anno e ne recuperiamo 12, 13 all'anno, se non sbaglio, gli ultimi dati. Cioè neanche il 10% recuperiamo. Mi domando, ma allora c'è un problema di questa Italia di illegalità vera, cioè di recuperare su 180 ne possiamo recuperare 50, 60, 40, non so cosa dobbiamo fare, mi dite voi che siete esperti, perché se recuperiamo quelli poi possiamo abbassare le tasse ai signori artigiani e quei carrozzerie o che fate, mettiamo di meno, eccetera. Quello è un problema io la chiamo quella criminalità, perché loro uccidono l'impresa, l'economia dell'Italia. Mi spiegate come pensate di fare voi che siete bravi, siete esperti su questa roba? Perché non capisco. Guarda, Piero, io farei delle cose molto precise, cioè starei attento ai cinesi, ma prenderei le banche, i grandi evasori e farei pagare le tasse. Non so se sono matto. Partiamo da quelli che fanno il video poker che gli hanno fatto un emendamento. Sì, il video poker, tutto quello che vuoi. Parliamo delle slot che prendono miliardi senza pagare le tasse e li hanno regalato 80 miliardi nelle finanziarie precedenti. Bravissimo. No, perché sennò pare che sia l'abusivo dell'economia d'Italia. Io do la parola al nostro finanziere. Non so né assessore neanche finanziario. Lei qui rappresenta due cose al limite, sempre il resto sul tecnico, ovviamente non sono un politico, non è la mia competenza e ci sono rappresentanti ovviamente molto più sembra che siamo noi a dover decidere. qualificati. Se per me taglieremmo, vero, tutto. Tenente, un attimo, prego Tenente Colonnello. Due aspetti. Qui siamo uno locale, diciamo, e uno nazionale. Dal punto di vista locale mi permetto di dire, qui in Veneto, in particolare su Padova, perché ahimè sono protagonista di due faccende, credo che soggetti grandi, soprattutto qui di recente, ne sono stati toccati importanti. Non è un mistero, insomma, è di dominio pubblico che sia la Mantovani con il Mose o la Fondazione Cariparo sono attività fatte, insomma, dalla Guardia di Finanza di Padova, quindi sono soggetti che da soli insieme
vanno oltre gli 800 milioni di euro, insomma, di interessi che abbiamo in qualche modo. Certo. La Mantovani tra l'altro ha versato effettivamente con l'F24 quanto richiesto, quindi non sono perché poi ha versato, colonnello? circa 20 milioni di euro. Su quanto doveva? Su 20 milioni di euro. Totali? Tutti. Assolutamente sì. Beh, i suoi amministratori sono stati, l'amministratore insomma, sono stati arrestati e di dominio pubblico. Con la fondazione Cariparo, e di questi giorni l'avete letto sui giornali, insomma, 160 milioni di imposta, non di imponibile, 500 milioni di imponibile, 160 milioni di imposta. I dati poi in realtà sono sempre un po' ballerini perché sì, molti parlano di 180 miliardi, però non si capisce neanche se sia imponibile l'imposta e quindi ci sono imprenditori che sanno bene qual è la differenza. In realtà forse siamo sull'ordine dei 90 miliardi di imponibile, quindi con un'imposta che si aggira intorno ai 30 milioni di imposta evasa, delle quali se ne recuperano circa 12-13, come diceva giustamente lei, ritornando al dato nazionale. Quindi ritornato al dato locale, abbiamo ben presente la problematica dei grossi evasori, c'è una problematica complessa di evasione ed elusione, ovviamente se non c'è dichiarazione non c'è evasione, l'elusione è qualcosa di più sofisticato, articolato. Ovviamente credo, ma non lo dico io, ma nel futuro più prossimo, tra studi di settore, redditometro, spesometro, pagamento di transazioni tramite POS, uno strumento che appare assolutamente superfluo sono proprio gli scontrini fiscali. Non servono. Dovevano essere Perché tutto ormai tracciato, dice in questo senso, per cui visibile. Non serve. Scusi un attimo. Scusi, chiudo il discorso altrimenti. Certo. C'è un problema una tematica invece di stampo, oltre a quello locale, nazionale. Ma a cosa servono le tasse? Cioè, partiamo dal presupposto. Perché si pagano le tasse? Perché si devono pagare e a cosa servono? Servono a dare dei servizi, che ovviamente la politica decide in base alle priorità. Il bilancio, me lo insegnano gli imprenditori, è fatto di entrate, ma è fatto di uscite, e le entrate e le uscite devono corrispondere. È una volta che so che è un messaggio che forse come Guardia di Finanza traspare poco, però noi non ci occupiamo solo di entrate, ci occupiamo molto anche di uscite, e perciò mi ricollego a dove ero partito, al sistema MOSE. Il sistema MOSE è una spesa pubblica che è costata forse si ritiene, si dice, 2 miliardi in più del necessario. È un 30% circa. Quindi, come Guardia di Finanza, ovviamente facciamo un controllo delle entrate, ma assicuro gli imprenditori altrettanto sulle uscite. Come politica, ovviamente, la priorità sulle uscite la deve dare la politica. È un indirizzo che ovviamente sapevano compete. che il 12% non serviva a rendicontarlo, il politico gli aveva dato in Parlamento sta norma e voi potevate controllare niente di quel 12%. 12% su 5 miliardi sono tanti soldini. Li abbiamo controllati lo stesso. Era in regola. Poi dove sono finiti era anche illecito, però erano in regola loro, non dovevano dichiarare niente. Era in regola, era a norma, diciamo, Esatto. che è in regola poi. La regia però ci chiama e chiede un collegamento. Noi abbiamo a Marghera la nostra giornalista Belmaris che ha con sé dei giovani imprenditori, quindi in un panorama così difficile e assolutamente nell'illegalità totale che vediamo in certe sacche della società e non dappertutto ovviamente, però avviare un'attività oggi per un giovane e quindi rischiare in proprio diventa assolutamente un problema. Noi abbiamo la Confcommercio di Venezia che ha raggruppato giovani imprenditori per metterli a confronto di fronte a un aperitivo, quindi un momento gioviale, ma per fare anche azienda e sinergia. Prego, Belmaris, sei in linea? Grazie Claudia della Sì, linea, eccola qua. una buona serata agli ospiti in studio. Siamo qui con Giuseppe Fedalto, Presidente della Camera di Commercio di Venezia. Presidente, come sta andando questa serata tra i giovani che vogliono fare impresa? Ma mi pare bene, è una novità molto indovinata, nuova, che è frutto di un'attenta valutazione delle azioni da fare nel riguardo dei giovani imprenditori. Complimenti a chi l'ha organizzata, mi pare sia riuscita. Perché sono importanti questi eventi? Perché viviamo in tempi difficili, ai giovani bisogna dare la nostra esperienza, bisogna dare certezze, bisogna cercare di stimolarli
hanno bisogno di un aiuto da parte dei commercianti, tra virgolette, più anziani, che hanno esperienza, perché fare commercio 30 anni fa, 20 anni fa era un conto, fare commercio oggi è molto molto più difficile. Ecco, che cosa fa la Camera di Commercio di Venezia per combattere l'evasione fiscale? La Camera di Commercio di Venezia, come tutte le altre Camere di Commercio, hanno tra le primarie attività istituzionali la lotta alla contraffazione, la lotta all'abusivismo e a quant'altro è contro una normale attività commerciale, contro la concorrenza sleale, contro tutte quelle iniziative che sono in regola con le norme. Tecnicamente parlando, la Camera di Commercio non può e non deve fare attività contro l'evasione, ma per ottenere una regolarizzazione del mercato, quindi un mercato corretto, un mercato all'interno delle regole, sia con riferimento alle persone sia con riferimento alle merci vendute. Ecco, agli ospiti in studio che cosa chiede? Ma all'assessore Donazzan chiedo tanta attenzione al commercio, perché i commercianti sono una parte integrante del tessuto sociale. Vedere questi negozi, queste luci spente nelle vie delle città è una cosa che crea desolazione, che crea poca voglia di uscire, crea anche disagio nelle persone. Io dico la verità, a volte vorrei anche girare nella città di Mestre. Venezia è un'isola felice, è un'isola a parte, anche se con qualche distinguo, ma nelle altre città, belle città del nostro Veneto, a volte si passeggia in vie, in porticati, in zone anche centrali con tanti punti bui. E questo non va bene per tutti, per i giovani, per le famiglie che vogliono fare attività sociale. Le chiedo attenzione al commercio, non è un lamento, è un invito a fare il più possibile perché queste nostre attività commerciali continuino a esserci nelle città. E a livello del governo centrale invece? Il governo centrale è molto distante dai negozi e dal commercio, parecchio distante. Il governo centrale, come stiamo cercando in Camera di Commercio, chiediamo prima di tutto semplificazione. Non riusciamo più ad andare avanti, ma non solo il commercio, anche l'artigianato, anche l'agricoltura, siamo subissati di burocrazia, non ce la facciamo più. I politici continuano a predicare che facciamo semplificazione, ma non è vero, è assolutamente il contrario. Questo fatto ci crea disagio, come facciamo a dire a un giovane apriti un negozio, inizia un'attività commerciale, apriti un pubblico esercizio, se per fare qualsiasi cosa abbiamo necessità di centinaia di documenti. Non va bene, non va più bene, non è più possibile. Grazie Presidente. Claudia, ti restituisco la linea e una buona serata a tutti. Grazie Belmaris del collegamento. Si chiede semplificazione al governo centrale. Vediamo come dal 1° gennaio c'è una fiscalità agevolata, c'era anche in precedenza, è stata rivista, che prevede una contabilità semplice per le nuove aziende, i nuovi imprenditori e anche una fiscalità un po' ridotta, quindi si pagano un pochino meno tasse. Noi abbiamo intervistato il commercialista, il dottor Ferruccio dello studio Castelli, che ci spiega in che cosa consiste questa normativa, chi se ne può agevolare e fa anche un confronto con il Regno Unito per vedere com'è in Italia e com'è all'estero. Partendo da quelli che sono i ricavi oppure i compensi percepiti, viene applicato un coefficiente di redditività stabilito dalla legge e a questa base imponibile così calcolata verrà poi applicata un'imposta
sostitutiva del 15% che sostituisce IRPEF e le varie addizionali regionali e comunali. Ora, rispetto al passato, una differenza rilevante è il fatto che la soglia massima dei ricavi passa da 30.000 euro ad un importo che varia a seconda dell'attività svolta. Varia da un minimo di 15.000 euro per i professionisti fino ai 40.000 euro per alcune altre attività. A fronte di questo, per qualcuno, aumento del limite massimo, bisogna però considerare che l'aliquota d'imposta triplica, in quanto passa dal 5% al 15%. Però possono accedervi non solo chi inizia una nuova attività economica, ma anche soggetti che l'avevano già iniziata, ma che rimangono comunque all'interno dei limiti dimensionali. A fronte di questo vengono mantenute quelle che sono le semplificazioni proprie del regime agevolato, ovvero sia il non obbligo alla tenuta delle scritture contabili, il non obbligo all'assoggettamento all'IVA per quanto riguarda le operazioni attive e le operazioni passive e l'esclusione dall'obbligo di presentare gli studi di settore. Questi regimi agevolati non sono una prerogativa solamente italiana, ci sono anche in altri Stati dell'Unione Europea, tant'è vero che sono delle eccezioni alla direttiva comunitaria. Un esempio classico, se vogliamo, è quello del Regno Unito, il quale prevede come limite massimo per il non obbligo all'apertura di una nuova partita IVA la soglia di 68.000 sterline, che al cambio attuale sono circa 70-90.000 euro.